è qua a capofila di un progetto trasfrontaliero di archeologia pubblica. Lo avete fortemente voluto e oggi si arriva ad un punto importante. Insomma, ci illustri un po' come è nato, come lo avete condotto e cosa rappresenta. Sì, siamo ormai alle battute finali di un progetto estremamente importante, non solo sul fronte culturale, ma anche su altri fronti come quello imprenditoriale, formativo, manageriale. È stata un'esperienza meravigliosa anche sul piano del rapporto con i nostri partner tunisini. Un'esperienza importante perché siamo partiti dalla considerazione che l'archeologia pubblica, oltre alla sua essenza culturale e intrinseca, può rappresentare e sicuramente rappresenta un importante momento di crescita sociale, economica ed imprenditoriale. Infatti si è agganciato a questo processo formativo originale, sia in terra tunisina che in terra siciliana, anche la prospettiva di offerte di lavoro che possono scaturire dalla valorizzazione dei beni culturali. È da sottolineare l'importanza della creazione di una start-up in Sicilia e di una start-up in Tunisia che potranno dare seguito a quello che è stato programmato con il progetto, ma principalmente che potranno sfruttare le potenzialità straordinarie legate ai siti archeologici sia della provincia di Agrigento sia quelli tunisini. Sul piano del metodo è stato un continuo innovare anche in funzione delle difficoltà che abbiamo incontrato nell'arco del tempo, ad esempio partendo dal lockdown legato alla pandemia di Covid-19 era diventato estremamente difficile anche comunicare. Abbiamo sperimentato Zoom, le videoconferenze, che sul piano del metodo diciamo che sono diventati per noi patrimonio quotidiano. Non solo, si è completata questa catena operativa partendo dai processi formativi e interessando gli imprenditori, interessando gli operatori turistici, gli operatori del sito, quindi creando quella sinergia ideale che è il presupposto fondamentale per produrre crescita, lo ripeto, culturale, sociale ed economica. Non solo, quello che è importante è che si è consolidato ancora di più il rapporto fra la realtà siciliana e la realtà tunisina. Due realtà transfrontaliere che fondamentalmente sono unite anche da fatti culturali e da fatti storici, perché non dobbiamo dimenticare che se oggi si parla di un processo migratorio che dall'Africa settentrionale, dalla Tunisia, porta in Sicilia con tutto quello che comporta questo fenomeno, dobbiamo sottolineare, dobbiamo ricordare, dobbiamo ribadire che fino al secolo scorso il processo era inverso. Il flusso andava dall'Italia, dalla Sicilia in maniera particolare, verso la Tunisia. Basti ricordare che nel 1881, quando è partito il protettorato francese della Tunisia, c'erano 700 francesi in Tunisia e ben 25.000 italiani e la più nutrita rappresentanza era quella siciliana, con molte realtà provenienti dal trapanese, in maniera particolare quelle che curavano la pesca, quelli che erano impegnati in agricoltura provenienti da Capaci, tant'è che a Susa c'era, eppure a Tunisi, la Little Capaci si direbbe oggi. Quindi una esperienza meravigliosa sotto tutti gli aspetti e io approfitto dell'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a quanti a diverso titolo hanno collaborato alla buona realizzazione e agli ottimi risultati ottenuti e che si otterranno in seguito. Elencarli tutti richiederebbe un bel po' di tempo, per cui li voglio accomunare in un sentito ringraziamento e con l'augurio che altri progetti possano nascere per consolidare ancora di più non solo il rapporto ottimale con la realtà tunisina, ma anche per offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani siciliani e ai giovani tunisini. Maria Serena Rizzo, archeologa del Parco Archeologico, è stata uno dei bracci operativi di questo progetto. Come lo avete condotto? Sono stata appunto uno dei bracci operativi insieme alle colleghe Maria Concetta Parello, Valentina Caminneci, al coordinatore economico-finanziario Giuseppe Veni e al coordinatore generale che è stato il direttore del parco Roberto Sciarratta. L'idea del progetto, che è nata in un colloquio continuo tra noi e il capofila,
è stata quella di condividere l'esperienza di archeologia pubblica che il parco ha messo in campo negli ultimi anni. Archeologia pubblica significa condivisione con la comunità, o meglio con tutte le comunità possibili, dei risultati della ricerca, di tutte le attività che dentro al parco si svolgono quotidianamente. La condivisione è stata fatta con gli studenti, con gli operatori degli altri siti siciliani e poi soprattutto con i colleghi tunisini con cui c'è stato un continuo confronto e rapporto estremamente proficuo.